Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Orrore a Sant'Agata di Militello, nel Messinese, arrestato un uomo accusato di violenza sessuale sulle figlie minorenni. La madre di Lari, trovata impiccata a Piazza Armerina, rifiuta nettamente l'ipotesi del suicidio. Ha parlato con gli investigatori convinta che coinvolti nella morte della figlia ci siano anche adulti. Siracusa, indagine della procura e autopsia sul corpo del crociar trovato senza vita ieri in stazione. Un testimone ha raccontato di averlo visto litigare con un uomo. A Caltanissetta nuovi interrogatori per far luce sulla morte in casa di un anziano di 77 anni. Aveva una vasta ferita alla nuca. Violenza sulle donne, dati allarmanti e in crescita anche tra le ragazze. A Palermo partita la campagna delle pensiline rosse per sollecitare le vittime o chi rischia a chiamare il 1522. Code, rallentamenti, cantieri infiniti, nessuna tregua, neanche oggi per gli automobilisti che percorrono l'autostrada A18. Il miglior liceo di Catania è l'Ospedalieri, che dopo anni di rincorsa surclassa il Cutelli. A decretare il vincitore Eduscopio, la piattaforma digitale della Fondazione Agnelli. Calcio, allenamento a porte aperte, bagno di folla ieri per il Catania che domani sfiderà al Partenio l'Avellino. Toscano sempre alle prese con i tanti infortuni. Bentrovati. Violenza sessuale aggravata su minori è il grave reato contestato a un uomo accusato di avere abusato delle figlie minorenni. Da Sant'Agata di Militello, Francesco Triolo. Una brutta storia quella che arriva dal comprensorio nebroideo e portata alla luce dai carabinieri della compagnia di Sant'Agata Militello. Un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato con l'accusa di aver compiuto abusi sessuali sulle figlie minorenni. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Patti che ha disposto gli arresti domiciliari. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe abusato sessualmente delle figlie entrambe sotto i 14 anni e per obbligare le bambine ad assecondare le sue richieste avrebbe tentato di circuirle lamentandosi che gli mancava la compagna, nonché madre delle vittime, il tutto mentre palpeggiava le loro parti intime. Il provvedimento cautelare è il risultato degli esiti di un'indagine condotta dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Sant'Agata e della stazione di Naso coordinata dalla Procura della Repubblica dei Patti guidata dal procuratore Angelo Cavallo, un'indagine da cui sarebbero emerse responsabilità a carico dell'uomo dopo la denuncia presentata dalla madre delle due ragazze ed ex convivente lo scorso ottobre. Dalle indagini condotte anche attraverso le intercettazioni sono state documentate le presunte condotte illecite a partire dal 2021. A Piazza Armerina rifiutano nettamente l'ipotesi del suicidio i familiari di Lari e continuano a chiedere collaborazione a chi ha visto o sa qualcosa. La madre della ragazza trovata impiccata a Piazza Armerina è convinta che coinvolti nella morte della figlia ci siano anche adulti. Adelaide Barbagallo. Parlano di reticenza, omertà. Sono tanti i dubbi adombrati dalla famiglia di Larimar. In questa cosa c'entrano anche gli adulti, dice la mamma della ragazza di 15 anni trovata impiccata a Piazza Armerina. La donna continua a lanciare il suo appello. Chissà, parli. I familiari della giovane si dicono certi Larimar non si è uccisa. La madre punta il dito sulla scuola. C'è una rete di complici, tutti stanno coprendo e nessuno a me ha detto nulla. Se qualcuno, il preside, il bidello, un docente mi avesse detto che mia figlia era stata minacciata di morte, io non l'avrei lasciata sola. La scuola ha tanta colpa nella morte di mia figlia. La donna sostiene di avere dei sospetti. Abbiamo fatto nomi e cognomi a chi indaga, dice. Ma la loro legale, Milena Ruffini, è più cauta. La madre si è fatta delle ipotesi anche sui possibili autori, ma sono solo sospetti, spiega, tenuto conto che non siamo in grado di escludere nessuna ipotesi, neppure quella del suicidio.
Al vaglio degli inquirenti gli 8 cellulari sequestrati ad alcuni compagni di scuola di Larimar. Secondo quanto finora stabilito dall'autopsia, la quindicenne aveva i segni delle corde, poi slacciate dalla madre della giovane nel tentativo di soccorrerla, collo, addome e piedi legati con una fune dell'altalena. La ragazza aveva però le mani libere, l'osso cervicale non era spezzato e le scarpe erano pulite, nonostante l'albero si trovi in mezzo al terreno agricolo. Elementi che alimentano il giallo sul caso e fanno definire agli inquirenti anomale le modalità del suicidio. E a Siracusa è giallo su un'altra vicenda, quella di un clochard trovato morto ieri mattina davanti alla stazione centrale. Si pensava a un decesso per cause naturali in un primo tempo, ma un testimone adesso parla di aggressione, per cui la procura ha aperto un fascicolo e ha disposto l'autopsia. Francesco Aloi. Il giorno dopo alla stazione centrale di Siracusa è come se non fosse accaduto nulla. Qui ieri è stato trovato morto un clochard siracusano di 61 anni. Inizialmente si pensava ad una morte per cause naturali, ma adesso pare stia facendo strada la pista dell'omicidio. È stato trovato un clochard siracusano morto, pare sia stato ucciso. Lei lo vedeva qui? Da qualche giorno era là, posizionato nella panca che c'è all'ingresso della stazione, ma una persona calma, altro non saprei dire. Ma era solo? C'era qualcuno con lui? Erano due che dormivano là la notte. Dagli investigatori bocche serrate, ma secondo una testimonianza rilasciata da un altro senza tetto al quotidiano La Sicilia, l'uomo sarebbe stato picchiato. Loro dormivano qui. Lei fa il tassista, qui la sera com'è la situazione? Qua è tranquilla la sera, è capitato questa cosa e purtroppo sono cose che capitano nella vita, ma niente di che. Quindi non ci sono aggressioni o persone un po' poco raccomandabili? Assolutamente no, qua è un mortorio la sera. Tutto sarebbe accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. Il presunto aggressore avrebbe colpito entrambi i clochard, scagliandosi soprattutto sul 61enne, che sarebbe finito in ospedale per poi tornare qui. Calci e pugni, la richiesta di un cellulare scomparso, poi la fuga. Ma tutto questo secondo il testimone, che adesso dovrebbe aver lasciato la stazione e forse anche la città. E questo caso sembra colorarsi sempre più di giallo. La procura intanto ha aperto un'inchiesta. Omicidio o morte naturale? L'autopsia darà la risposta. E a Caltanissetta continuano intanto gli interrogatori della squadra mobile per fare luce su un'altra morte, la morte di un anziano di 77 anni trovato in casa in una pozza di sangue ieri con una vasta ferita alla nuca. Il servizio è di Rita Cinardi. La vasta ferita alla nuca di Ignazio Polizzi, l'uomo di 77 anni trovato ieri morto nella sua abitazione di Via Lunetta a Caltanissetta, non convince gli investigatori che stanno tentando di fare luce su un decesso dai contorni poco chiari, così come non convincono le dichiarazioni del fratello, poco più giovane di lui, che al momento dell'accaduto si trovava in casa e avrebbe fornito risposte contrastanti. Un contesto umile, quello in cui vivevano i due fratelli che condividevano l'appartamento con un'altra sorella allettata in stato di coma vegetativo e una zia molto anziana. La vittima viene descritta dai vicini come una persona molto gentile che aiutava anche una famiglia di immigrati quando aveva problemi con le riserve idriche o in caso di altre necessità quotidiane. Il fratello invece, sempre secondo quanto raccontato dai vicini di casa, si limitava solo a salutare. Intanto la squadra mobile di Caltanissetta sta continuando ad interrogare familiari e vicini di casa. Tutti si starebbero mostrando abbastanza collaborativi. La salma di Ignazio Polizzi si trova all'obitorio dell'ospedale Sant'Elia e nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. L'esame potrà fornire ulteriori risposte su quanto accaduto ieri mattina alle 5, quando le urla provenienti dal civico 68 di Via Lunetta hanno risvegliato l'intero vicinato. Voltiamo pagina. In vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne di lunedì 25, sono diverse le iniziative in Sicilia. Questa mattina a Palermo ha preso il via, in particolare, un progetto per supportare le donne vittime di violenza e suggerire loro di rivolgersi al 1522. Marco Gullà.
Ha preso il via questa mattina la campagna per la diffusione del messaggio "Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola". Chiama il 1522. Qui siamo in via Alcide De Gasperi a Palermo. Nella pensilina, dipinta di rosso, campeggia il messaggio per tutte le donne vittime di qualsiasi violenza. Un invito a denunciare. È un'iniziativa sicuramente significativa, nasceranno a Palermo, sono già nate con oggi 8 pensilline rosse in tutta la città di Palermo, una per ogni circoscrizione, che ricorderanno il valore delle donne contro ogni forma di violenza. Questa è la prima fase del progetto, perché appunto è la pensillina rossa col 1522 che è fondamentale diffonderlo in tutta la città, che verrà completata, poi dovremo completarla entro l'8 marzo con le pannellature della storia delle donne palermitane che sono distinte in ambito civile e sociale. Nel progetto coinvolte scuole, associazioni e anche l'AMAT. La violenza di genere è un tema che va combattuto innanzitutto sul piano culturale, in cui ognuno di noi deve sentire questa come una battaglia di civiltà e non girarsi la faccia ritenendo che la cosa non lo riguardi. Intanto sul tema della violenza di genere, secondo una ricerca, il 39% dice di aver subito violenza con picchi tra le persone che si riconoscono in un genere sessuale, 55%, e le ragazze, 43%. Sono infine diverse le iniziative che si susseguono in vista della giornata di lunedì. A Messina il CIRS lancia una tavola rotonda e un appello agli uomini: combattiamo la violenza di genere. Questa mattina a Trapani invece la scopertura del murale in memoria di tutte le donne vittime di violenza di Giovanna Colomba. Code, rallentamenti, cantieri infiniti. Non c'è tregua per gli automobilisti che percorrono anche oggi l'autostrada A18 Messina-Catania. Confconsumatori punta il dito contro il Consorzio Autostrade Siciliane. È arrivato il tempo, dice, dei risarcimenti. Emanuela Corsi. Lunghe code, rallentamenti, lavori senza fine. L'autostrada A18 continua ad essere l'incubo degli automobilisti costretti a fare ore di fila per percorrere pochi chilometri. La colpa è dei cantieri infiniti che da mesi causano restringimenti in più punti dell'arteria viaria. Come se non bastasse a peggiorare le cose, le forti piogge che hanno flagellato nei giorni scorsi la Sicilia orientale hanno provocato voragini e ammalorato il manto stradale. Il risultato è che da giorni buona parte della carreggiata tra Fiumefreddo e San Gregorio è stata ristretta ad una sola corsia, costringendo così gli utenti a stare per ore in fila nelle ore di punta. Il Consorzio è responsabile sotto un duplice aspetto. Innanzitutto perché per i cosiddetti lavori programmati non ha approntato per tempo un'idonea organizzazione che evitasse tutti i disagi che gli automobilisti hanno subito e stanno continuando a subire. Da un secondo punto di vista è responsabile perché in occasione delle piogge degli ultimi giorni non è stato in grado di approntare degli interventi immediati e risolutivi. Diversi automobilisti segnalano pochi operai o peggio restringimenti senza operai al lavoro. Interruzioni e deviazioni a singhiozzo che vanno avanti da mesi, come le polemiche che ancora non si spengono dopo gli allagamenti avvenuti lungo l'autostrada. L'accumulo di acqua sul manto stradale ha reso pericolosa la circolazione, mettendo a repentaglio l'incolumità dei viaggiatori rimasti in un pantano. Certamente la pazienza dei cittadini è al limite, ma il problema non è questo della pazienza, il problema è che vi sono delle responsabilità ed è giunto il momento di passare ai risarcimenti. Via al piano rifiuti in Sicilia. Ieri l'ok della Giunta a 2 termovalorizzatori, ma le associazioni Legambiente sono sul piede di guerra e annunciano ricorsi e proteste. Marco Gulà. C'è chi dice no, cantava Vasco Rossi. È proprio il caso di dirlo sul tema dei termovalorizzatori in Sicilia. Da un lato il governo regionale è ormai spedito verso la realizzazione dei 2 impianti, uno a Palermo e uno a Catania, ieri l'ok della Giunta. Dall'altro lato però associazioni, ambientalisti e Legambiente dicono no ai 2 inceneritori. Purtroppo appunto sta scegliendo la direzione sbagliata. Noi proponiamo altri tipi di impianti che invece favoriscono il riciclo, il riutilizzo e il riuso delle materie prime e seconde, e questo è l'obiettivo anche per raggiungere nel più breve tempo possibile
appunto gli obiettivi sull'economia circolare e sulla decarbonizzazione del nostro paese e della nostra regione. Ricorsi e non solo. Dalla prossima settimana sono in programma manifestazioni da parte di Legambiente e altre associazioni. Siamo impegnati con una mobilitazione innanzitutto popolare. Proprio il 27 di questo mese alle 10 saremo davanti a Palazzo d'Orleans con un presidio insieme ad altre tante organizzazioni sociali, civili e anche partiti politici per innanzitutto avviare una campagna di mobilitazione e far gridare appunto il no agli inceneritori e anche alle mega discariche. Sul tema della differenziata, Palermo continua a far registrare dati negativi, essendo al 15%. Al porto di Licata, manifestazione di protesta dei pescatori contro l'estrazione di gas da parte dell'ENI, un lavoro che limita gli spazi per la pesca. Davide Sardo. Il settore pesca sempre più in crisi e i pescatori di Licata si sono radunati al porto Marianello al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla grave situazione di riduzione dell'attività a seguito dell'installazione delle condutture sottomarine e delle piattaforme di estrazione del gas Argo Cassiopea da parte dell'ENI SPA alla largo della costa di Licata. Da circa un anno di quando sono cominciate queste trivellazioni noi abbiamo subito un danno ulteriore per la pesca è ridotta al collasso, minimo il 70% di pescato, e si parte con il presupposto che noi veniamo da un fermo biologico di 30 giorni imposto dal governo. Siamo usciti ad andare al mare dopo 30 giorni, abbiamo pescato di meno di quello che abbiamo lasciato. L'inquinamento della piattaforma che ha fornito quanto ci ha inquinato tutto il mare, che invece non siamo più capaci di prenderlo. Adesso ci è messo pure il fiume Sasso che ha buttato un sacco di legno in mare e noi con le reti non siamo capaci più a lavorare. Posso prendere pesce, cose in questo momento stiamo prendendo solo sporcizia del fiume, legni, queste cose che si trovano là. In particolare i pescatori lamentano le notevoli restrizioni e limitazioni imposte alle tradizionali aree adibite in passato all'attività di pesca e soffrono per un crescente impoverimento della fauna ittica con conseguente drastica riduzione della quantità di pescato. Il pescato è il 70% meno di quello che si faceva 2 anni fa prima di attivare queste trivellazioni, queste cose varie. Sicché siamo proprio costretti a fermarci e prendere i documenti, portarli in capitaneria. Eccoci a Catania, il miglior liceo della città è l'Ospedalieri che dopo anni di rincorsa surclassa il Cutelli. A decretare il vincitore perlomeno è Eduscopio, la piattaforma digitale della Fondazione Agnelli. Desiree Ferlito. Il miglior liceo di Catania è il Nicola Spedalieri, che dopo anni sorpassa notevolmente il liceo Mario Cutelli. Perché ha vinto sempre il Cutelli e voi avete vinto solo quest'anno? Perché magari non si è visto cosa facciamo attivamente, perché comunque siamo una scuola che ha molte opportunità e offre molte opportunità e ad oggi almeno si sono dimostrate quelle che effettivamente svolgiamo. A decretare il vincitore è Eduscopio, la piattaforma digitale della Fondazione Agnelli che aiuta i ragazzi e le famiglie a capire quali sono gli istituti che preparano meglio agli studi universitari o al lavoro. Come abbiamo visto, per Manzoni la figura del mercante, ma in realtà appunto sappiamo che Manzoni era del tutto ironico. Va bene così. Professoressa, voto. Va bene, ottimo. Ok. Va bene. Ovvero la media dei voti e i crediti ottenuti, normalizzati in una scala che va da 0 a 100. Tra i licei scientifici spicca il Galileo Galilei, seguito dal Principe Umberto di Savoia. Il liceo Ospedalieri di Catania ogni anno si trova costretto a non poter accettare le numerose richieste di iscrizioni dei ragazzi, che superano nettamente la capienza massima dell'istituto. Eduscopio dà la possibilità così a famiglie e studenti che devono scegliere l'istituto superiore di avere un monitoraggio e una valutazione che segue criteri molto rigorosi e legati a dati oggettivi. Da questa scuola in campo universitario noi abbiamo tante scelte che possiamo fare. È una bella scuola, ci sono molti corsi, soprattutto corsi di autodifesa. In questi 4 anni che mi trovo all'Ospedalieri comunque è stata veramente un'ottima scuola e questa scelta la rifarei altre 1000 volte. Vincerete anche l'anno prossimo? Secondo me sì. Adesso è il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, le scelte del tecnico del Catania Toscano per la trasferta di Avellino. State con noi, vi aspettiamo.
Chiudiamo con il calcio. In vista della partita di domani con l'Avellino, il Catania si è goduto ieri l'affetto del pubblico etneo nell'allenamento a porte aperte, ma deve fare ancora i conti con gli infortunati. Marco Carli. Avellino-Catania non è mai una partita banale per la storia della sfida e delle due squadre. Lo è men che meno adesso, con una situazione in cui entrambe sono in ritardo rispetto alla vetta della classifica. Al di là del valore dell'avversario, Toscano ripete come un mantra cosa serve per andare avanti. Quindi insistere su quell'atteggiamento, su quella concentrazione, quell'intensità di venerdì contro il Trapani. Sappiamo, l'abbiamo studiato bene l'Avellino, quali sono i suoi punti di forza. Hanno anche loro dei punti deboli e noi dobbiamo essere bravi a esaltare i nostri punti di forza e a limitare i loro punti di forza. Dalla vittoria con il Trapani, ma anche dall'allenamento a porte aperte di giovedì, i rossazzurri hanno ricevuto una grande iniezione di fiducia. Ma il tecnico, che riparte dal 3-4-1-2, deve fare ancora i conti con gli infortuni. Si sono affermati Guglielmotti e Gega. Non stanno in ottime condizioni, quindi probabilmente non saranno della partita. Però ho a disposizione tanti calciatori che possono dare il loro contributo. In quello sono sereno e tranquillo, perché ho la piena fiducia di tutti. Avellino-Catania sarà trasmessa in diretta in chiaro da Telecolor, 4 ore live, appuntamento a partire dalle 14 con un ampio prepartita, poi la telecronaca e alla fine le interviste ai protagonisti. È stato firmato ieri sera un preliminare per la cessione del Messina a una società di investimenti con base in Lussemburgo. La famiglia Sciotto dovrebbe comunque rimanere con una quota minoritaria. Francesco Triolo. Il Messina potrebbe essere ad un passo dalla cessione. In questo studio notariere del centro, ieri a tarda serata è stato siglato un accordo preliminare di vendita delle quote dalla famiglia Sciotto alla società lussemburghese AAD Invest Group. È il primo passo concreto verso la cessione. Il presidente Pietro Sciotto, accompagnato dai suoi consulenti, ha trovato l'intesa con i rappresentanti della cordata lussemburghese da mesi in trattativa per rilevare il club. Il prossimo step sarà il passaggio ufficiale delle quote, che avverrà o dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, ed è probabile che Sciotto resti comunque in società con una quota di minoranza. La AD Invest Group è una società fiduciaria di un fondo americano e proprietaria di altri club calcistici in Europa, uno dei quali il Deinze, seconda serie belga, fondata nel gennaio del 2024 e rappresentata anche a Messina durante le trattative dal CEO Doudou Cissé, con un capitale sociale di 12.000 euro. Spulciando le notizie che arrivano dagli organi di informazione belgi, si apprende anche che il Deinze non naviga in buone acque, anzi ha già ricevuto una penalizzazione di 3 punti ed un'altra è in procinto di arrivare per stipendi non pagati. A questo si aggiunge che diversi giocatori, non essendo stata rispettata dalla nuova proprietà la scadenza dei pagamenti, hanno deciso di procedere con la risoluzione del contratto. Beh, vedremo. Intanto noi ci fermiamo qui, diamo l'appuntamento come al solito per le 20. Grazie, buon pomeriggio.